cantare come un rossignol o cantare come un canarino, come un canalin. In che può dare però cantare come Santa Cecilia, perché in che 22 novembre le Santa Cecilia, certo oggi questo giorno cade di domenica, ma il 22 di novembre facciamo gli auguri a tutte le donne che si chiamano Cecilia, e però che fammi auguri a tutti quei che canta, ai cantori, anche ai musicisti in genere. Santa Cecilia è ritenuta patrona della musica e soprattutto di chi canta, dei cantori. Perché? Perché secondo la tradizione questa santa dei primi secoli cristiani era figurata come una donna che cantava e suonava durante la sua vita e anche in occasione del martirio. Chiaramente si tratta di tradizioni molto antiche, non supportate da prove documentali, ma questo non ci interessa in questo momento. Importa, diciamo, dire che cosa è importante oggi, appunto il canto. Il canto, che è una cosa che tutti noi facciamo, magari non tutti sono intonati, però insomma il canto è una cosa che penso piaccia a tutti, o cantare o sentire cantare. E il cantare in milanese di scantare di tanti roba, perché dicevi prima cantare come un rossignol, cioè cantare come un usignuolo. Sarebbe bello sempre cantare come gli usignoli, cantare bene. Sempre per parlare di santi dei primi secoli cristiani, Sant'Agostino è celebre per una sua frase: qui cantat bis orat, o meglio sarebbe più giusto qui bene cantat bis orat, dice questa frase di Sant'Agostino, cioè chi canta bene prega 2 volte, come dire che il canto aiuta sicuramente la preghiera. Però anche il canto non solo sacro, anche il canto profano, il canto è una cosa importante, e quindi il cantare è dell'essere umano. Però dicevo prima, il milanese cita, come del resto anche l'italiano, tanti vesti anche che canta il gallo la mattina, quando è l'uasù, al canto del gallo, ci si sveglia, o ci si svegliava un tempo. Si dice anche canta come una sirena, cioè come una sirena, però cantano anche i cigati, le cicale, canta il merlo, anche i ran si dice che cantano quando gracidano. Quindi non sempre il canto è propriamente aggraziato, diciamo così. Ecco, diciamo che chi canta sia in chiesa o anche no, sarebbe meglio che assomigliasse più a un usignuolo che a una rana. Quindi disegni che cantum come Santa Cecilia, speriamo di cantare come un rossignol. Grazie e a presto, ciao.